Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Ciao! Sapete chi sono? Scommetto che se vi facessi ascoltare una delle mie canzoni indovinereste subito. Ma sì, sono Cristina e voglio farvi conoscere tanti nuovi amici con i quali potrete cantare, suonare, giocare, organizzare feste, insomma divertirvi. Come? Ma con Gioca e Suona. Tanto per cominciare voglio presentarvi subito Cirillo. Vieni Cirillo! Cirillo? Ma dove ti sei cacciato? Dorella, hai visto Cirillo? No, ma era qui poco fa. Cirillo! Oh, eccoti finalmente! Oddio, e le orecchie? Dove le hai cacciate? Pagina 1 e 2. Cirillo e le sue orecchie curiose. Stamattina il povero Cirillo, svegliandosi, ha avuto una bruttissima sorpresa. No, Cristina, che cosa mi è successo? Guarda, ho la faccia tutta ricoperta di macchioline rosse. Oggi te ne starai buono a casa mentre io vado alla redazione di Gioca e Suona. Non alzarti dal letto e vedrai che domani sarai guarito. E non preoccuparti. Uffa! Cosa farò qui da solo a letto? Mi annoierò di sicuro. Ma Cirillo aveva un piccolo segreto. Le sue orecchie erano proprio delle bellissime orecchie e poteva anche mandarle in giro a curiosare. Ma che idea! Io devo starmene a letto, ma posso mandare a spasso le mie orecchie. Le lascerò andare fuori per la strada e starò bene attento a tutto quello che mi racconteranno, così non mi annoierò. Pagina 3. Avete sentito? Che cosa avranno raccontato le orecchie a Cirillo? Proviamo anche noi a mandare a spasso per la città le nostre orecchie e poi ascoltiamo che cosa ci raccontano. A pagina 3 vedete 11 disegni che corrispondono ad altrettanti rumori. Ora ve li farò sentire. Voi dovrete riconoscerli e scrivere sotto ogni disegno la lettera dell'alfabeto che io vi dirò. Se sarete stati attenti, potrete leggere il nome di un vostro nuovo amico. Siete pronti con la matita e la gomma? E allora via! Lo avete riconosciuto? Scrivete sotto al disegno che corrisponde a questo rumore la lettera O come oca. Scrivete la lettera G come giraffa. Scrivete la lettera N come nave. Scrivete O come orco. Scrivete la lettera A come asino. Scrivete C come coniglio. Scrivete I come istrice. Scrivete E come elefante. Scrivete U come uccello. Scrivete A come anatra.
scrivete S come serpente. Com'è andata? Li avete riconosciuti tutti? Guardate che se non siete tanto sicuri potete riascoltarli ancora. Ora provate a leggere tutte di fila le lettere che avete scritto. Cosa leggete? Allora, gioca e suona! Bravi! Vi meritate un bel premio! Come? Un altro gioco? E allora guardate a pagina 4. Pagina 4. Avete visto? Cirillo è preoccupato perché le sue orecchie sono andate tanto lontano e si sono perse. Vogliamo aiutarle a tornare a casa? Con l'aiuto dei rumori ci riusciremo senz'altro. Ascoltate con attenzione e tracciate con la matita una linea, seguendo la strada da una figura all'altra. E fidatevi delle vostre orecchie. Pronti? Via! Siete arrivati? C'è qualcuno che si è perso? Beh, su, non ti preoccupare. Adesso ti spiego come si fa. Prima trovi il vigile. Poi il treno. Poi c'è la chiesa. Il circo. La scuola. Ed ecco che le orecchie hanno ritrovato Cirillo. Pagina 5. Inutile dire che la mattina di Cirillo è trascorsa velocissima e piacevolmente. Cristina al suo ritorno l'ha trovato felice e addormentato e anche quasi guarito. Per tutti, Mau-Mam! È proprio vero che Gioca e Suona è un ottimo amico! Non si dice Mau-Mam, ma Baobab. Sai almeno cosa sono? Certo che lo so! Sono alberi grandi grandi! Pagina 6 e 7. Ti piace il mio fiocchettino? Attenzione! Attenzione! Questo coro è sempre indisciplinato. Maestro! Maestro! Chi è? E sono io, Cristina. Lascia stare la mia treccina! Silenzio! Ma non vedete che abbiamo un ospite? E questo che cos'è? Ma è un registratore. È un rosicchia cosa? Un registratore serve a riascoltare tutti i suoni e i rumori. E anche le musiche? Certo. E anche le nostre? Sì, maestro. Come? Sì, maestro. Avete sentito? E allora se noi cantiamo? Certo, poi possiamo riascoltare tutto. Oh, bellissimo! Voglio provarlo subito con il coro di Gioca e Suona. E se facessimo cantare anche i bambini? Volete cantare con il coro di Gioca e Suona? Allora cominciamo con una canzone facile e divertente. E forse qualcuno già la conosce. Si intitola La macchina del capo. La prima strofa fa così. Pagina 7. Alcune parole sono state sostituite con un disegno.
Perché? Perché gli oggetti, oltre ad avere un nome, hanno anche un suono o un rumore, ed è possibile raccontare una storia con le parole, ma anche con i disegni o addirittura con i suoni. Infatti noi adesso vi faremo sentire il seguito della canzone e ogni volta che troveremo un disegno non canteremo più le parole, ma faremo un rumore. Facciamo un esempio. Io dico il nome di una cosa e voi ne imitate il rumore. Automobile! Brrr. Aria che esce da un buco di una ruota che si sgonfia. Un bimbo che mangia un chewing gum. Gnam, gnam, gnam. E per il capo, come facciamo? Ma quando arriva il maestro, come lo accogliete? Uffa! Come? Urrà! Ah, bene, bene. Allora, al posto di capo diremo urrà! Uffa! E la gomma? Facciamo un grande cerchio con le braccia e con la bocca. Bene, e adesso cantiamo tutti insieme, sostituendo le parole illustrate, il rumore. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma e noi la aggiusteremo con il chewing gum. La bru del capo ha un buco nella gomma. La bru del capo ha un buco nella gomma. La bru del capo ha un buco nella gomma e noi la aggiusteremo con il chewing gum. La bru del urrà ha un buco nella gomma. La bru del urrà ha un buco nella gomma. La bru del urrà ha un buco nella gomma e noi la aggiusteremo con il chewing gum. La bru del urrà ha un buco nella gomma. La bru del urrà ha un buco nella gomma. La bru del urrà ha un buco nella gomma e noi la aggiusteremo con il chewing gum. La bru del urrà ha un buco nella 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 la bru del urrà
Anzutella, la fruttetura. Anzutella, e noi la aggiusteremo con il chewing gum. La fruttetura. Anzutella, la fruttetura. Anzutella, la fruttetura. Anzutella, e noi la aggiusteremo con il gnam gnam gnam. E noi la aggiusteremo con il gnam gnam gnam. Pagina 8 e 9. Camilla è una simpatica maialina che, come voi, la mattina deve fare tante cose prima di uscire di casa. Filippo è un bravissimo disegnatore e lavora con Camilla alla redazione di Gioca e Suona. Ma Filippo è un bravissimo disegnatore un po' disordinato e distratto, e dopo aver disegnato la mattina di Camilla, guardate che cosa ha combinato! Oh, sì, dunque, questo va qui, quest'altro va qua. No, ricominciamo da capo. Allora, questo lo metto qui e questo lo metto... dove lo metto questo? Oh, che confusione! I disegni non sono più al loro posto e nemmeno Filippo riesce a riordinarli. Ma per fortuna Camilla aveva lasciato il registratore acceso e possiamo sentire i rumori della casa nel giusto ordine. Vogliamo aiutare Filippo a rimettere in ordine i disegni? Oh, sì, vi prego. Altrimenti rischio il licenziamento. Con il capo non si scherza. Quello è capace di infilzarmi con la matita. Aia! Allora prendete le forbici e, senza farvi male, ritagliate le figurine che si trovano sul cartoncino numero 1 e raccontano la mattina di Camilla. Avete ritagliato le figurine? Tutti? Bene, adesso possiamo ascoltare i rumori della casa di Camilla che ci aiuteranno a mettere in ordine le figurine sulle caselle vuote.
Buongiorno a tutti. Cosa pipetto oggi? Pronto? Ciao, come stai? Uffa, che fatica! Ma mi sembra di esserci riuscita. Anche voi? Qualcuno ha qualche dubbio? Allora, se metto questo al secondo posto e questo al primo, al terzo... Filippo! Ehi, Filippo! Guarda che i nostri amici hanno rimesso tutto in ordine. Ah, bene, bene. E qual è l'ordine giusto? L'ordine giusto è questo. Camilla dorme. Suona la sveglia. Camilla apre gli occhi e sbadiglia. Apre la finestra e saluta i suoi amici. Buongiorno a tutti. Si lava. Fa colazione. Si veste. Cosa pipetto oggi? Telefona alla sua amica. Chiude a chiave la porta. Scende le scale. Attraversa la strada. Ma non vi siete accorti di una cosa? Sì, la casella numero 13 è vuota. Perché Camilla andrà in un posto misterioso che voi dovrete indovinare. Ascoltate. Avete indovinato? Scrivete nella casella numero 13 il nome del posto dove, secondo voi, è andata Camilla. Troverete la soluzione a pagina 32. Pagina 10 e 11. Filippo? Filippo? Sì, capo, che cosa c'è? E hai anche il coraggio di domandarmi che cosa c'è? Che cos'è questa? È una tastierina. Bravo, una tastierina! Ma i colori? Dove sono i colori? Me ne combini di tutti i colori, anzi me ne combini senza colori, ma io ti licenzio! Capo, si calmi. Vedrà che riusciremo a mettere le cose a posto. Forse Dorella o Cristina potranno aiutarci. Certo, gioca e suona, fa sempre dei bei regali, insegna a usare il tempo divertendosi e riserva tante belle sorprese.
Ora ogni bambino amico di Gioca e Suona possiede una bella tastierina che imparerà presto ad usare. Ma quel distratto di Filippo si è dimenticato di incollare sui tasti gli adesivi colorati. E poi, povero Filippo, come avrebbe potuto con tanti amici? Credo che ogni bambino potrà divertirsi ad applicare i colori sulla propria tastierina, così come sono illustrati a pagina 10. Non è difficile e se proprio non ci riuscite, per una volta, ma solo una, mi raccomando, fatevi aiutare dal papà o dalla mamma. Ci siete riusciti? Avete messo le pile nella tastierina? Ora potete provare a suonare. Sentite. A ogni colore corrisponde un suono diverso. Adesso, con l'aiuto di Cristina, impareremo subito ad usarla. A pagina 11 trovate una canzone scritta con alcuni tasti colorati sopra le parole. Significa che dovrete suonare il tasto con quel colore nel preciso istante in cui sentite quella parola. La canzone è La macchina del capo! Siete pronti? Via! La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. E noi la aggiusteremo con il su e Vi è piaciuto? Non vi preoccupate se avete fatto qualche errore. Potete riprovare quante volte volete e impararla bene bene. Ehi ragazzi, perché non organizziamo una festa e proviamo a suonare e a cantare insieme La macchina del capo? Pagina 12 e 13. Le interviste di Cristina. Ma chi è? E che cosa succede? Come chi sono? Sono la tromba! Mi scusi, ero un po' distratta. E poi a me la tromba piace molto. Ma mi dica, come fa ad avere una voce così bella e squillante? Cara ragazza, vede come luccico? È tutto merito dell'ottone, il materiale con cui sono costruita. Questa bella voce mi fa sentire anche in mezzo a tanti strumenti. Di trombe in un'orchestra ne bastano poche e dobbiamo stare anche molto attenti a non fare errori. Se sbaglia una di noi, se ne accorgono tutti, cara lei. Beh, ha proprio ragione. Chissà come dovete essere brave. Certo, siamo brave e importanti. Quando arrivano re, regine, presidenti, insomma, persone importanti, chi crede che li presenti? I violini o i flauti? Mi ricordo di quella volta del generale Radames che tornava vittorioso dalla guerra tanti anni fa. Beh, ascolti un po'. Beh, modestamente. Noi amiamo stare all'aria aperta perché la nostra voce è potente, arriva dappertutto. Sei stata in una caserma tu, per esempio? Sono io che ordino cosa si deve fare. Attenti! Riposo! Tutti a letto! Il silenzio!
Com'è emozionante, mi fa venire la pelle d'oca. Ma mi permetta ancora una domanda? A che cosa servono tutte quelle curve e quei tasti? Se non avessi tutte queste curve, sarei lunga non so fin dove. E chi potrebbe portarmi in giro? E i tasti? Sa che noia una musica fatta solo con un suono? Per esempio così. Meno male che qualcuno ha pensato a farmeli. Oh, com'è tardi! Devo scappare, se non torno per tempo il mio amico Luis stasera non potrà suonare. E tu conosci Luis? No? E allora ascolta. I want the sun for matching it. Pagina 14 e 15. Il teatrino di Gioca e Suona. Pierino e il lupo. Buongiorno a tutti. Beh, oggi sono proprio contento. Il più grande sogno della mia vita si è realizzato. Ho un teatro tutto mio, un vero teatro, con tanto di palcoscenico, sipario, quinte, riflettori, e c'è anche... Sapete qual è la cosa più importante di un teatro? No, la cosa più importante in un teatro siete voi, gli spettatori. Io sono Willy, e cioè Guglielmo, già, proprio come il grande Guglielmo Shakespeare, che era un grandissimo scrittore di drammi e commedie. Sì, lo so, è un nome difficile, ma voi chiamatemi pure Willy. Oggi ho il piacere di presentarvi Pierino e il lupo, testo di Willy e musiche del maestro Sergei Prokofiev. È una storia veramente avvincente che... Ma un momento prima di incominciare. Su il sipario! Protagonista della nostra storia è Pierino. Ah, come si sta bene qui in campagna! Sono sempre in giro per i prati e ho tanti amici! Ciao nonno! Vado nel bosco in cerca di mirtilli! Ah, Pierino, fa attenzione! Nel bosco si aggira un lupo! Oggi non devi uscire di casa! Gli uomini del paese gli danno la caccia armati di fucili! Accidenti! Potevo svignarmela! I miei amici mi stanno aspettando! Infatti gli amici di Pierino, non vedendolo arrivare come tutti i giorni, lo chiamano. L'uccellino appollaiato su un albero, a rispettosa distanza dal gatto, e l'anatroccolo. Avete capito? In questa storia ogni personaggio è rappresentato da un motivo musicale e da determinati strumenti dell'orchestra, che poi imparerete a conoscere. Ma torniamo alla nostra storia.
Pierino non sa se dar retta ai suoi amici che lo chiamano o al nonno. Voi cosa avreste fatto? No, preferisco non saperlo. Fatto sta che proprio in quel momento, al limite del bosco, ecco apparire il lupo. Il gatto e l'uccellino se la svignano. Ma la povera papera proprio non ce la fa. Dai! Forza, corri! Corri! Oh, dai! Oh, ne ho fatto un sol boccone! Amici, dobbiamo salvarla, aiutatemi! Con questa grossa corda lo cattureremo. Tu, uccellino, svolazzali sul naso senza farti prendere. E tu, gatto, afferra dall'albero la corda che ti tirerò. Il lupo fa grandi balzi per afferrare l'uccellino, ma inutilmente. Il gatto se ne sta su un albero in attesa del suo turno. Pierino si arrampica sull'albero e dopo aver fatto un bel nodo scorsoio, cala lentamente la corda. E riesce a catturare il lupo. Poi, aiutato dal gatto, tira con tutta la sua forza. Il lupo tenta inutilmente di liberarsi e spicca salti furiosi, ma più salta e più la corda stringe. E adesso cosa ne facciamo? Lo sai che i cacciatori ti cercano per ucciderti? Ma noi ti vogliamo perdonare, anche se sei stato cattivo. Ti porteremo allo zoo. Ma proprio in quel momento ecco arrivare i cacciatori che, visto il lupo, cominciano a sparare. Aiutateci a portarlo allo zoo! E così fanno. Ve l'immaginate il corteo? Eccolo in questa passerella finale. In testa c'è Pierino, lo riconoscete? È il suono dei violini. Poi vengono
giungono i cacciatori. Il suono dei timpani. Con il lupo sono 3 corni. Poi ci sono il nonno, il fagotto, è uno strumento che si chiama così. Con il gatto, un clarinetto. E l'anatra? Ascoltate, è un oboe. Ma sì, è ancora viva. Il lupo, nella fretta, l'aveva mangiata tutta intera. Sembra già stufa di starsene lì dentro. Vuoi vedere che adesso, con un colpo di tosse... Pagina 16. Le canzoni di Gioca e Suona. Con la vostra nuova tastierina potrete divertirvi suonando tante belle melodie. Oggi voglio insegnarvi a suonare il ritornello di Kiss Me Licia. Vi piace? Se non riuscite subito al primo tentativo, non preoccupatevi. Riprovate. Non è difficile. Anche Cirillo l'ha imparata. Avanti Cirillo, faccela sentire. Cristina, posso cominciare io? La so, giuro che la so! E va bene, Cirillo, fammi sentire, dai. Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Poi Mirko, finita la pioggia, incontra e si scontra con Licia così. Il dolce sorriso di Licia Nel loro pensiero c'è Kiss me, Licia. certo il loro cuore palpita d'amore, amore sì per te. Kiss me, Licia. Sono affezionati ed innamorati e pensano sempre a te. Come sono andato, Cristina? Cirillo, ma sei bravissimo, canti veramente bene. Grazie, mi sto proprio divertendo. E mi piacerebbe tanto riuscire a suonare questa canzone. E allora prendi la tua tastierina e suona anche tu come i nostri amici. Questa volta non canteremo né tu né io, ma suoneremo assieme così. Così? Sì! Bravissimo Cirillo! E adesso cantiamo il finale, dai! Oh, sì, tutti assieme. Oh, ciò che arriva. Kiss me, Licia. Sono affezionati ed innamorati e pensano sempre a te. Vogliamo provare insieme? Prima provate lentamente, poi
Quando la saprete suonare bene bene, potrete suonarla a tempo giusto. Dovete suonare i tasti colorati così come sono illustrati a pagina 16. Ah, fate molta attenzione, perché ci sono alcuni colori più grandi degli altri. Vuol dire che le note sono un po' più lunghe. Dovete tenere il dito un po' più a lungo sulla tastiera. Provate e vedrete che non è difficile. Cosa ne dite, ragazzi? Non è fantastico saper suonare tutte le canzoni e imparare a conoscere la musica divertendosi? Per finire in bellezza vi farò ascoltare la sigla di Gioca e Suona. Con la musica serve